Treviso. Indagini in corso per individuare l'automobilista che ieri sera ha investito e ucciso senza fermarsi una 18enne a Mestre. La ragazza vagava in stato confusionale. Una persona corretta, educata, ben integrata e di ottima compagnia. Oriago piange Gheorghe Suta, il 37enne romeno ucciso dal connazionale Georgian Bengirauru. Veneziani in corteo contro la vendita del patrimonio pubblico in città dopo lo sgombero dell'antica osteria La Vida, occupata lo scorso settembre. Sgomberi in corso a Marghera nelle case occupate di Via del Lavoratore. L'amministrazione comunale conferma la linea della tolleranza zero. Un pugno di residenti in piena zona commerciale ostaggio del traffico pesante dei tir e delle colonnane di auto dirette alla nave De Vero. In via Bottenigo si respira aria di rivolta. Riapre finalmente il ponte di Malcontenta, chiuso dall'8 gennaio. Il paese, tagliato in due dal cantiere, torna a ricongiungersi, ma è polemica sui ritardi dei lavori. Già sconfitta 2 volte in questa stagione dei piemontesi, la Reyer torna a Torino sperando di invertire la striscia negativa contro la sua bestia nera. TG Venezia, ben ritrovati con i notiziari appunto di Antenna 3. L'avete sentito dai titoli, in primo piano ancora le indagini per individuare l'automobilista che ieri sera ha investito e ucciso senza fermarsi una ragazza 18enne sulla tangenziale di Mestre. La ragazza vagava in stato confusionale. È stata centrata in pieno da un veicolo in corsa mentre attraversava a piedi la corsia di immissione alla rotatoria di Marghera sulla tangenziale a poche decine di metri dalla barriera di Villabona. È morta così una ragazza di 18 anni residente a Mestre, travolta da un'auto o forse da un camion che poi ha proseguito la sua corsa senza prestare soccorso. La tragedia poco dopo le 20, quando decine di segnalazioni sono pervenute contemporaneamente all'ospedale e alle forze dell'ordine, parlavano di una giovane in stato confusionale che avrebbe attraversato più volte l'arteria autostradale. Le indagini della Polstrada proseguono da 24 ore in 2 direzioni. Si sta lavorando sulle testimonianze e sulle immagini delle telecamere del controllo stradale per cercare di risalire al mezzo coinvolto dal suo autista, che probabilmente non avrebbe potuto evitare l'impatto e poi è fuggito per paura di conseguenze. Ma gli investigatori stanno anche cercando di capire cosa sia avvenuto nei momenti precedenti e perché la 18enne si sia messa in una situazione così pericolosa, tra le ipotesi anche quella di un gesto estremo. La notizia ha sconvolto tutta la comunità della terraferma e sui social si sono fatti avanti diversi testimoni che hanno visto la giovane camminare lungo la tangenziale, nessuno però che abbia assistito al momento dell'impatto. Dalla tragedia della tangenziale a quella di Oriago, comunità che piange Gheorghe Suta, era una persona squisita. Era conosciuto e stimato in tutto il quartiere Gheorghe Suta, il 37enne rumeno ucciso a Oriago dal connazionale Georgian Bengirauru, con cui condivideva lavoro e appartamento. I vicini descrivono la vittima come una persona corretta, educata, ben integrata e di ottima compagnia. Per anni aveva abitato nella palazzina teatro dell'omicidio insieme alla moglie e al figlioletto di 4 anni. Recentemente la donna aveva deciso di tornare in Romania per un periodo con il bambino e Gheorghe aveva accolto in casa il suo futuro assassino, col quale era imparentato anche per dividere l'affitto. La procedura per regolarizzarne la presenza era già stata avviata. Gheorghe è sempre stato di una correttezza esemplare, racconta l'amministratore del condominio, mi aveva avvertito del nuovo ospite, domandato il permesso e le informazioni per fare tutto secondo le regole, come faceva sempre. Dovevamo incontrarci la prossima settimana per la firma necessaria alle pratiche per la residenza. Ma i rapporti tra i due erano stati tesissimi fin dall'inizio, come testimoniano le numerose lamentele inoltrate dai vicini che li sentivano litigare anche a tarda notte. Diversamente dalla vittima, l'omicida non conosceva una parola di italiano e non aveva stretto amicizia con nessuno. La ruggine tra i due sembra avesse origine sul posto di lavoro, dove Suta mostrava a quanto pare un atteggiamento autoritario, mal sopportato da Bengirauru. Fino alla notte scorsa, quando dopo l'ennesimo litigio il giovane ha atteso che Gheorghe si addormentasse per tagliargli la gola nel sonno.
E adesso altre storie, quella di violenza in famiglia con il marito che picchiava ripetutamente la moglie, ma anche storie di spaccio, di degrado e di molestie. Protagonisti 3 immigrati irregolari che sono stati allontanati dalla provincia di Venezia e dall'Italia dalla questura. Perché? Perché ritenuti troppo pericolosi. Si tratta di un albanese di 31 anni, di uno spacciatore tunisino di 29 e di un coetaneo nigeriano. Il primo aveva già ricevuto un ammonimento per ripetuti episodi di aggressività nei confronti della moglie e si è visto anche respingere l'istanza del rinnovo del permesso di soggiorno ed è stato così accompagnato in aereo in Albania. Il secondo aveva al suo attivo diverse denunce legate al traffico di droga, è stato espulso e accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio di Torino. Il terzo infine sarà riaccompagnato in Nigeria dopo le numerose segnalazioni a suo carico per episodi di aggressione a passeggeri della stazione di Mestre e dell'aerostazione Marco Polo. In attesa del rimpatrio intanto è stato portato al centro di permanenza per il rimpatrio di Bari. E adesso protagonisti ancora i veneziani con un altro corteo di protesta sempre contro lo sgombero dell'antica osteria La Vida. Una lunga passeggiata da San Giacomo a Santomaca, Farsetti e Campo San Geremia per chiedere alla Regione di rinunciare alla vendita dell'antica osteria La Vida e al Consiglio Comunale di non autorizzare il cambio d'uso per la realizzazione del ristorante progettato dall'acquirente, l'imprenditore Alberto Bastianello. Dopo lo sgombero dell'immobile, da settembre occupato da un collettivo che aveva realizzato attività sociali dedicate ai residenti della zona, un presidio di veneziani è sempre stato presente in campo e ha organizzato la marcia di oggi. Una manifestazione di protesta contro l'assenza di spazi pubblici nella città storica, ma anche di proposta. Quel palazzo chiedono venga dato alle associazioni. Rivogliamo la nostra vita, uno spazio pubblico gestito dalla comunità in modo collettivo, in cui le cose erano davvero molto belle perché si trovavano vecchi, bimbi, famiglie, attività autogestite. Credo in 5 mesi sia stato dimostrato come è possibile farlo nel rispetto fra l'altro degli articoli della Costituzione in un modo tanto bello, tanto commovente anche, trovo. C'è un'esigenza a Venezia, più di ogni altra città, di ricostruire un tessuto sociale. Altrimenti davvero, come dice Guccini, Venezia viene venduta. Il sindaco dovrebbe ascoltare la città e anche Zaia, non si capisce cosa vuoi per 900.000 euro, non puoi dare uno schiaffo a una città in questa maniera. Abbiamo visto pezzi di città venduti al miglior offerente, scrivono i manifestanti in una nota, e trasformati in spazi di profitto turistico che svuotano Venezia del suo significato e dei suoi abitanti e la trasformano in un contenitore vuoto. Crediamo che un'altra città sia possibile e la vogliamo costruire con tutte le realtà impegnate quotidianamente contro la svendita del patrimonio pubblico e a difesa della residenzialità. Adesso torniamo ad occuparci dei vaccini perché oggi 10 marzo è il termine ultimo secondo la legge per la produzione della certificazione nelle scuole, anche se il Ministero ha fatto slittare la data al prossimo 30 aprile. Nel frattempo i Novax si preparano a raccogliere firme per una legge di iniziativa popolare. Vaccini obbligatori, il termine fissato dalla legge Lorenzin per completare la documentazione il 10 marzo è arrivato, ma non dovrebbe comportare nessuna rivoluzione all'interno delle scuole venete dove gli inadempienti sono al momento quasi 90.000. Si è voluto creare confusione appositamente su questa data qua, ma tutti i bambini che hanno avviato, che i loro genitori hanno avviato l'ITRASL, domani continueranno la scuola e sono tutti quelli che avevano dubbi sui vaccini. Il fatto interessante sarà vedere quanti genitori normali, per cui non quelli classificabili come vicini, simpatizzanti della Corvelva, verranno esclusi. Perché questa legge qua arriverà sui denti a molti genitori che erano non informati. Gli alunni delle scuole dell'infanzia non vaccinati per la FISM, Federazione delle Scuole Cattoliche, potranno rimanere in classe fino al 30 aprile, ulteriore scadenza che la circolare emanata a fine febbraio dal Ministero della Salute fissa per la definitiva verifica dello stato vaccinale di bambini e ragazzi. Entro il 20 marzo le scuole dovranno inviare un sollecito alle famiglie dei bimbi ancora scoperti, che fino al 30 marzo avranno tempo per produrre
produrre il libretto vaccinale in regola o l'appuntamento per il vaccino. Entro il 30 aprile, infine, le scuole dovranno inoltrare la documentazione completa e l'elenco dei non vaccinati alle ULSS, che erogheranno le sanzioni fino a 500 euro. Solo multe per le famiglie degli iscritti elementari, medie e superiori, esclusione da scuola per i bimbi da 0 a 6 anni. Saranno i dirigenti scolastici a decidere tempi e modi dell'allontanamento dei piccoli alunni. Per il Corvelva però il caso non si chiude qui. Noi proseguiremo non solo con le diffide, denunce e ricorsi per le esclusioni, ma attiveremo dal mese prossimo una legge di iniziativa popolare. In tutta Italia faremo una raccolta firme e cercheremo di portare in Parlamento, nel prossimo Parlamento che verrà, una legge che dovrebbe far capire la nostra posizione, non antiscientifica, ma chiedere il principio di precauzione, obbligo da parte dei medici di segnalare le azioni avverse. Derubato a Jesolo il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Il ladro sembra abbia visto arrivare l'auto del patriarca e una volta parcheggiata in sosta nei pressi dell'asilo Santa Rita ha pensato di rompere i vetri al pari di altre auto ferme in sosta per derubare il patriarca del suo telefonino, la cartella con i documenti e una valigia con effetti personali. Di certo per Monsignor Moraglia non è stata la migliore delle accoglienze possibili per la visita pastorale del patriarca lungo il litorale, dove resterà fino a domenica per il grande ritrovo dei salesiani al Palazzo del Turismo. E adesso andiamo a Marghera con nuovi sgomberi nelle case occupate in via del Lavoratore. L'amministrazione comunale in questo senso conferma quanto annunciato nelle scorse ore, ovvero la linea dura e la tolleranza zero. Ieri è stato fatto il secondo sloggio da via del Lavoratore 34. Se vi ricordate era successo quell'evento di quell'esplosione nel sottotetto, abbiamo iniziato con febbraio con il primo sloggio di un nucleo, quello proprio che aveva creato il problema. Ieri è stato fatto il secondo, adesso continueremo con il terzo, in modo che ci sia proprio un messaggio continuo che cerchiamo sempre di portare avanti le persone che hanno diritto, ma diritto in forma sana. Da Marghera a Rione Pertini l'amministrazione comunale dichiara la tolleranza zero contro chi occupa alloggi abusivamente. Dalle dichiarazioni si è passati ai fatti. Su mandato della vice sindaco e assessore alla casa Luciana Colle, in questi giorni la forza pubblica sta operando una serie di sgomberi in tutto il territorio comunale. Non tolleriamo più quello che è una questione di abuso, anche perché stiamo ascoltando tutti, trasversalmente, chiunque viene ascoltato. La struttura della coesione sociale è modificata, gli assistenti sociali lavoreranno in maniera diversa. È tutto in progress, però sempre portato verso chi realmente ha bisogno, Nel nuovo regolamento per i contributi sociali nel Comune di Venezia, informa la Colle, una parte importante riguarda il tema della casa. La logica dell'assistenzialismo e della tolleranza finisce qui. È l'unico modo di fornire un giusto aiuto a chi lo merita. Non è più una questione di pioggia, chi chiede avrà, ma chi chiede avrà se farà qualche cos'altro, perché c'è un potenziale che deve emergere, le persone sono capaci, a meno che non ci sia una cronicità tale che comunque deve essere soddisfatta dall'assistente sociale che va in aiuto piuttosto che da altre strutture. A Malcontenta riapre il ponte che divideva in due il paese, tutta la comunità. Fino all'ultimo mi faccio aspettare. Ecco. Grazie. Riapre finalmente il ponte di Malcontenta, chiuso dall'8 gennaio per lavori, e il paese tagliato in due dal cantiere torna a ricongiungersi. Un ponte rinnovato, ma anche migliorato, che ad esempio ha eliminato le barriere architettoniche, ha messo in sicurezza i passaggi dei pedoni e dei ciclisti e finalmente può ricongiungere le due Malcontente. L'intervento, costato 200.000 euro, è stato reso necessario dalle pessime condizioni del meccanismo di apertura del ponte. Per circa 2 mesi l'unico modo di attraversare l'abitato in auto era fare un larghissimo giro percorrendo un tratto di Romea. Ora l'incubo è finito. Nonostante il vento, la neve e il freddo, i lavori sono stati completati solo con una settimana di ritardo. Questo nel panorama regionale è indubbiamente un grande risultato. Complimenti soprattutto a chi ha lavorato giorno e notte qui sotto la neve e anche in condizioni difficili.
I lavori, duramente contestati da una parte della cittadinanza, avevano provocato una brusca caduta del fatturato delle attività economiche sulla sponda mirese del Brenta. Come diceva Leo Longanesi, gli italiani alle manutenzioni preferiscono le inaugurazioni. Diciamo che i tempi sono stati più o meno rispettati, ci sono stati dei disagi per i cittadini ed anche per quanto riguardano i negozianti. Sembra che tutto sia concluso nel migliore dei modi. Ma tra la cittadinanza non manca chi, calendario alla mano, punta il dito contro l'amministrazione comunale. È un scandalo sto ponte, mi parlo veneziano, abito del canale, sto ponte qua doveva essere aperto il 28 febbraio, non oggi. Quindi si sta facendo i lavori con parecchio ritardo rispetto al previsto. Il poco da dire che qua che ha. La contestazione è normale in democrazia, chi che sei contenti e chi che non sei contenti. Hanno altri, ma va ben così, spero che sia maggioranza del paese. E dai Mugugnidi, malcontenta, l'avete sentito, a nuovi disservizi. Ancora una volta diamo spazio a voi telespettatori che ci comunicate quello che non va con Lo dico ad Antenna. Qui ancora ci resistono ancora poche abitazioni, però quelle poche che ci sono almeno salvaguardarle. Io dentro in casa ballo perché tra il dissesto della strada e tra i mezzi pesanti che passano qui è un continuo vibramento. Infatti vediamo nelle nostre abitazioni, nei muri esterni intorno, che comincia a crepare e quindi è una cosa seria, perché non è che sia ogni tanto, è continuo sto passaggio di notte e di giorno. Una strada Colabrodo dove, a detta dei residenti, l'ultima asfaltatura risale ai primi anni 90. L'intervento del comune è già in programma, garantisce l'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto, ma il problema più serio è il traffico pesante della zona commerciale, semplicemente insostenibile per i pochi e isolati residenti. Una situazione peggiorata esponenzialmente dall'apertura della Nave de Vero, la cui nuova viabilità ha trasformato via Bottenigo da cul-de-sac a strada di attraversamento. Di domenica noi qua parliamo anche durante la settimana, magari in periodi festivi, non si può muoversi alla sera alle 5, alle 17, quando la gente torna a casa da lavoro, qua c'è un tappo, inquinamento, rumori e il traffico non riesce a fuoriuscire, a sbloccarsi. I residenti chiedono al comune di impedire il passaggio dei camion nella via, oltre che di effettuare le necessarie e non più rinviabili manutenzioni. Io ho già fatto delle richieste alle varie istituzioni, però sono ferme lì, non ho visto muoversi nulla. Passa ogni tanto una macchina di vigili urbani, guardano se c'è una buca, quello che c'è, e poi tirano dritti. Io ho lavorato una vita col mio lavoro per le strade, ho visto che quando mi segnalavano qualcosa cercavo di andare a fondo, perché i problemi bisogna risolverli, non far finta di niente. E qua succede questo, succede che segnali, chiedi, ma nessuno ti ascolta. Però, ripeto, le tasse si pagano. E vi ascoltiamo noi invece, Lo dico ad Antenna, lo spazio appunto dedicato a voi telespettatori. Segnalateci disagi e disservizi, noi come sempre interverremo. E adesso spazio alla pubblicità, ci vediamo tra poco. Ben ritrovati con l'edizione veneziana dei notiziari di Antenna 3. Adesso in primo piano l'intervento antidegrado dell'amministrazione comunale all'Hybrid Tower di Mestre, cioè nella nuova sala prove della città. Vediamo di cosa si tratta. A 3 mesi dall'inaugurazione, la sala prove aperta dall'amministrazione comunale nell'Hybrid Tower è diventata un punto di riferimento per i giovani della città metropolitana. Quasi 600 musicisti hanno frequentato la struttura, che mette a disposizione 2 stanze insonorizzate, strumenti di qualità, attrezzature all'avanguardia e un servizio di assistenza tecnica qualificata. Da questa settimana anche la GOM, la Giovane Orchestra Metropolitana, che è composta da quasi 50 elementi delle scuole del territorio, proverà ogni sabato mattina i loro pezzi, i loro motivi presso la sala prove. 12 workshop hanno animato l'area durante i fine settimana, con corsi di animazione video e costruzione di costumi teatrali e strumenti musicali realizzati dalla rete di associazioni vincitrici del bando giovani promosso dal Comune. Negli ultimi 2 anni, ricorda l'assessore al sociale Simone Venturini, la nostra città ha rafforzato moltissimo le proposte e le occasioni per i giovani veneziani. Dall'apertura serale nei weekend della biblioteca civica di Villa Erizzo al lancio dell'iniziativa Giovani a Teatro e di questa sala prove.
Si è anche risolto quel problema legato alla frequentazione di alcuni loschi figuri che utilizzavano gli anfratti del parcheggio per in qualche modo bivaccare, alcolizzarsi o fare altre cose. Si è installata una grata che quindi impedisce di entrare in quell'anfratto che prima c'era. Quindi una situazione anche di rigenerazione dal punto di vista del degrado che ha tolto questo problema e ha reso ancora più fruibile e in qualche modo bella la nuova sala prove. E adesso la pagina dello sport con il basket, l'Umana Reyer che torna a Torino cercando di invertire la rotta contro la sua bestia nera, quella dei piemontesi appunto. Le ambizioni della Reyer si scontrano con quelle di Torino domenica alle 17:30 a casa dei piemontesi. È una di quelle squadre che punta, come si è letto e giustamente, a arrivare fino in fondo e giocare per lo scudetto. Oltre al fatto di aver portato a casa con merito la Coppa Italia. Quindi sappiamo di andare a incontrare una delle squadre più forti di questo campionato. Sono 6 punti che separano Torino, fresca vincitrice della Coppa Italia, dalla vetta della classifica che Venezia condivide con Milano e Bologna. Una squadra che ci ha battuto 2 volte in 2 modi diciamo diametralmente opposti, che però non cambiano la realtà. Da parte nostra, rassicura De Raffaele, siamo certamente in un ottimo momento. Stiamo trovando la nostra identità con un grande lavoro, perciò guardiamo con fiducia a questa gara. Stiamo cercando di ritrovare, e mi sembra che ci stiano riuscendo, degli equilibri importanti, soprattutto una consistenza difensiva, con un'attitudine difensiva anche da quei giocatori che magari di natura non lo sono, ma che in realtà ci mettono tanto per esserlo. Ancora sport con il calcio e con la quarta vittoria interna consecutiva per il Venezia che piega di misura 1-0 l'Ascoli in un match povero di occasioni del rigore trasformato da Gheio al secondo della ripresa concesso per un fallo di Martigno su Falzerano. Il Venezia legittima il successo con la traversa dello stesso Gheio al 25esimo del secondo tempo, poi resta anche in superiorità numerica dal 35esimo per l'espulsione di De Santis. Nel finale, al 42esimo, allontanato dalla panchina l'allenatore ascolano Serse Cosmi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora ci salutiamo con le previsioni del tempo per la giornata di domani. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Sarà una domenica in compagnia di una forte perturbazione con piogge diffuse e con rischio di fenomeni localmente anche violenti. Sul Veneto precipitazioni anche moderate su tutti i settori della nostra regione dove potrebbero verificarsi anche locali nubifragi. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra i 6 e gli 8 gradi, valori massimi invece oscillanti tra gli 8 e gli 11 gradi circa. Condizioni di diffuso maltempo anche sul Friuli Venezia Giulia. Come ci mostra la nostra grafica, sarà una giornata caratterizzata dalle piogge, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, valori massimi invece compresi tra i 9 e i 12 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Piogge diffuse anche in questo caso un po' ovunque, qualche spazio soleggiato sarà possibile sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime invece tra gli 8 e i 10 gradi circa. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.